Allora, siamo alla 14ª edizione del Gran Raid delle Prealpi Trevigiane. È una gara che si declina in quattro corse differenti, dunque due gare lunghe, una 80 km e una 60 km, che partono da Segusino e sostanzialmente percorrono tutta la catena prealpina fino al Col Visentin, poi scendono all'arrivo di Revine Lago. Poi abbiamo due corse ad anello più corte, una 40 km e una 20 km, partenza e arrivo a Revine Lago, entrambe fanno diciamo, la sponda del lago, del primo lago, salgono attraverso il paese di Santa Maria, salgono sulla cresta e poi vanno in direzione del Col Visentin per poi scendere a Revine. Quest'anno abbiamo fino ad oggi 750 concorrenti distribuiti 250 circa nelle distanze lunghe e 500 circa nelle distanze, diciamo, meno lunghe, nelle distanze più brevi. Il nostro obiettivo era di fare bene tanto quanto l'anno scorso e ci siamo riusciti, ma mancano ancora 5 giorni alla chiusura delle iscrizioni, pertanto immaginiamo di poter fare ancora qualche adesione e quindi di superare quello che per noi è stato il record del 2025.